e su essere presente in questo sito fienuse su oro e contentesa. Rita Conco, un altro momento importante per la Casa dei Sogni. Passano i mesi, diventa sempre più bella, più accogliente. Più colorata in questo caso perché abbiamo il nuovo murale che ha realizzato Crisa, e più gioiosa perché abbiamo il coinvolgimento dei bambini della CR e della scuola che hanno fatto un lavoro su quali sono le opportunità che questa casa può offrire anche per il territorio, per la comunità, quindi momenti di condivisione, tante idee, tante attività pensate dai bambini, che tra l'altro ognuno di loro ha portato un libro così da realizzare una piccola biblioteca per gli ospiti. C'è stata la piantumazione di piantine per realizzare delle aiuole, perché principalmente l'idea è quella di abbellire e stare insieme. E quest'opera di Crisa coloratissima. Bellissima perché poi si sposa benissimo con tutti i colori del territorio, i colori che ha alle spalle, e quindi a me piace tantissimo personalmente perché rappresenta la condivisione, l'unione di tanti colori che creano nuove realtà.